Quindi, signor Calvè, se vuole mandarci una fornitura a vita di salsa agrodolce, però anche sai cosa è buona? Il signor Calvè potrebbe mandarci il ketchup piccante. No, quello te lo mangi tu. Sì, il ketchup piccante. Anche questo, signor Calvè. No, io preferisco questo. E anche se non ci crederete, questo video non è sponsorizzato dal signor Calvè. Dove l'hai trovato? Sì. Il 2024 sarà veramente un anno pieno di emozioni se ci seguirete nel nostro canale. Iscrivetevi per seguirci nelle nostre emozioni, che diventeranno anche le vostre emozioni. Quindi, a metà marzo ci sposeremo. No. Quindi a metà marzo non ci sposeremo, no, ma cambieremo casa. Scusa, Ci trasferiremo. Yuhu! Purtroppo abbandoneremo questo bellissimo paese che è Pianzano. Io traslocherò da Pianzano per la 6ª volta. E ultima? E forse ultima, non si dice mai. Non si sa. Chi lo sa? Chissà. Chi vuole essere lieto sia? Del domani non v'è certezza. Esattamente, come diceva? Se fossi fuoco. No, come diceva? C'è il congiolieri. No. Cos'è che del domani non v'è certezza? Adesso te lo dico. Chi vuole essere lieto sia, se ci fosse qui la mia cantonella lo saprebbe. Quanto è bella giovinezza. Giovinezza che si fugge tuttavia. Dai, dammi un aiutino, dammi le iniziali. GL? LM. Qualche volta la memoria si risveglia improvvisamente e cerchi nel famoso cassetto. Hai mai sentito dire la frase cerca nel cassetto della memoria? Ebbene, devo dirti una cosa, non esiste alcun cassetto della memoria. Può dare un aiutino? È magnifico come lo ricordo. Lorenzo Magnifico? Sì. Sto per dire Luca Manzoni. Volevo fare la gag, dai. Ludovico Mariosto. Forse era Ludovico Mariosto. Comunque ci trasferiremo in una casa che non sarà più grande, sarà organizzata in maniera diversa, non sarà più un appartamento in una palazzina, ma sarà una casa singola. Noi abiteremo nel piano superiore di questa casa singola. Nel piano inferiore c'è la mamma della proprietaria, che purtroppo ha dei problemi, e la sua badante, diciamo, che cambia ogni 15 giorni. La bellezza di questa casa non è tanto, appunto, non è una casa recentissima, non è una casa grandissima, sfarzosissima, bellissima, ma ha un bel parco, un parco veramente con alberi bellissimo, che poi vedrete ovviamente sul canale, e soprattutto una terrazza, ragazzi miei, che anche quella la vedrete. Cosa diciamo di quella terrazza? Marvelous. Dai, con l'aiutino alla fine è andata bene la cena. Ci vuole l'aiutino del salsa, ma ci sta. Ma ci sta. Oh.
una volta trasferitici di... Tra l'altro noi abitiamo... Allora, ok, noi abitiamo a Pianzano e ci trasferiremo ad Anzano. Pianzano, Anzano, vabbè, comunque questa è una nota di colore. Buono. Dopo 1 mese e 9 giorni che ci saremo trasferiti, in pratica, ti tiro un pugno